Aprono e chiudono. Un tempo neanche troppo lontano, commercianti e imprenditori sgomitavano per avere una propria attività in via Atenea, Salotto Buono di Agrigento. Negozi di abbigliamento, gioiellerie e ristoranti. Oggi la situazione appare un po' diversa, le saracinesche sono chiuse, le persone che scelgono la via Atenea per fare shopping sono sempre di meno e gli affitti richiesti dai proprietari dei magazzini sono rimasti pressoché invariati rispetto ai tempi d'oro. Un medio piccolo commerciante nel campo dell'abbigliamento, ma anche in quello alimentare, per assicurarsi un posto da 50-70 metri quadri deve pagare al mese una somma di solo affitto che varia dai 500 ai 700 euro, oltre le tasse da pagare. Magazzini per anni affittati che oggi da 3-4 anni sono chiusi e vuoti. Un braccio di ferro di chi, come commercianti, non trova più appetibile la via Atenea per i propri affari e i proprietari dei magazzini, che in alcuni casi preferiscono tenere chiusi i locali pur di non incappare in fregature o accettare canoni più bassi. E la dura legge del mercato non fa sconti neanche ai grandi brand che nel corso degli anni sono stati punti di riferimento in città, ma che alla fine non ce l'hanno fatta. Prima donna Golden Point, Yamama, Intimissimi, Folli Follie, Motor Jeans, Swarovski. In ultimo anche la storica OVS, ex Standa, anche se si vocifera che al posto dell'OVS possa arrivare ad Agrigento Zara. Su questa crisi influisce non di poco il centro commerciale dove gli affitti costano un occhio della testa, ma l'investimento appare più appetibile. Vince la logica del subito e adesso, del consumismo, dei comfort, del parcheggio facile e senza stress.